Ai primi di settembre, alla ripresa a pieno regime dell'attività politica in città, l'amministrazione comunale riaprirà immediatamente il tavolo tecnico per l'entrata in vigore a Venezia del contributo di accesso. In alcune giornate dell'anno, e solo in alcune, secondo un calendario che verrà poi pubblicizzato, chi arriverà da fuori città a Venezia avrà l'obbligo di prenotare. L'assessore comunale al bilancio della società partecipate Michele Zuin spiega. Come già anticipato dal sindaco, questo partirà nel 2024, sarà una sperimentazione soprattutto sulle giornate più calde, diciamo dal punto di vista del flusso turistico. Cercheremo in questo modo di capire come questo contributo di accesso potrà, come noi speriamo, appunto regolare i flussi. Nelle giornate di maggior afflusso, quelle in cui entrerà in vigore il contributo di accesso, tutti coloro che arriveranno in città, compresi i residenti in Veneto, dovranno prenotare, anche se poi i veneti non dovranno pagare. Nessuno farebbe la prenotazione se non ci fosse anche il relativo pagamento o una sanzione nel caso in cui tu non fai la prenotazione e arrivi a Venezia e quindi sei in sanzione. Alla ripresa quindi definiremo questo calendario, lo porteremo anche all'attenzione del Consiglio Comunale